Ed eccoci l'appuntamento del martedì sera, lo ricordo sempre, il sindaco risponde ogni martedì dalle 19:30 alle 20:25, minuto più, un minuto prima. Vi ricordo i numeri 049 80 777 53 per i messaggi, per le telefonate, scusate, 345 33 411 71 per i messaggi e il sindaco risponde @gruppo tv7.com per le email durante la settimana. Vi ricordo che siamo in diretta anche sulla pagina Facebook. Dennis, andiamo con i prossimi messaggi, che ce ne sono ancora molti. Buonasera, gradirei che il sindaco ci parlasse della cittadella della sicurezza di Via Sorio e le relative tempistiche. Bello. Allora, avete presente che, non so, l'ho già detto, a fine anno l'aeronautica libera tutta quanta l'area, sono 145.000 metri quadrati, guardando l'aeroporto, tutta l'area a sinistra, guardando di fronte all'aeroporto, un'area vastissima, con molte palazzine attualmente abitate. Qui era fondamentale trovare una soluzione. Avevo il terrore che divesse un buco nero della città, perché è veramente grande, e col prefetto e tutte le guardie di finanza, la DIA, abbiamo lavorato tutti assieme per trovare una soluzione. La soluzione è far sì che venga fatta il secondo nucleo di formazione per quanto riguarda i vigili del fuoco, che a fine dell'anno entreranno in parte circa 45.000 metri per fare scuole di formazione in vigili del fuoco. È la seconda che viene fatta in Italia, la prima all'Aquila, la seconda qua. E ringrazio, devo dire, il prefetto, perché sono veramente tutti quanti sono adoperati moltissimo. Era un problema veramente di sicurezza. Provate a pensare se venisse abbandonata un'area del genere, che tra parentesi è un'area molto importante anche sotto la pietra, vicino a Padova, sarebbe stato veramente un macello. Per cui entro l'anno i vigili del fuoco prenderanno possesso, ovviamente con un accordo col demanio, e cominciarono a fare quello che serve, cioè ristrutturare le palazzine, per cui già basta che entrino loro, vuol dire già garantire la sicurezza. Poi alla volta la Guardia di Finanza, l'Archivio di Stato, sono moltissime che devono entrare là, e saranno di cultura e di sicurezza. Ma ripeto, non c'entra niente l'aeroporto, guardando l'area, tutta l'area a sinistra dell'aeroporto. È stato molto chiaro. Andiamo con il prossimo messaggio, Dennis. Buonasera, vorrei chiedere al signor sindaco perché nel parcheggio della Prandina a mezzanotte ci sono tante auto parcheggiate e alle 8:30 del mattino sono ancora là. Ho l'impressione che sia diventato un parcheggio privato e non più pubblico. È possibile far verificare e prendere i dovuti provvedimenti? Grazie, ce lo scrive Anna Maria. Abbiamo già provveduto a questo, nel senso che... Però mi scusi, la notte è gratis, ha ragione la notte quel parcheggio lì è gratuito. Anche il giorno, francamente. No, ma quando sarà a pagamento? No, dalle 8 mattina alle ore 20, come tutti i parcheggi sarà a pagamento. €1,40 e di notte sarà ancora libero. Ecco, però le faccio una domanda: se io parcheggio la sera alle 20 e la lascio lì, la mattina dopo io la lascio lì e chissà che ora sono arrivato, voglio dire. Ma tutta Padova c'è questo, no là? Ecco, è normale. E quindi? E quindi non pago, cioè voglio dire, mi scusi. No, ma anche su altri posti, dalle 20 di sera non si paga, fino alla mattina alle 8. Forse mi sono spiegato, ma se io parcheggio in piazza Insurrezione alle 20 di sera che non pago, faccio un esempio, e la mattina dopo la lascio lì, come fa a sapere, la lascio lì senza il bigliettino d'ingresso? No, paga dopo. E come fa a sapere quando sono entrato? Perché verificano il targa all'ingresso. Ah, ok, perfetto. Nel caso di piazza della Prandina saranno installati, penso nel giro 7-8 sono i parchimetri, per cui rientrano nei parcheggi normali. C'è una telecamera che fa alzare la sbarra? No, sono i parchimetri che uno deve pagare, se no c'è la polizia locale, piuttosto che gli ufficiali del traffico, mettono la multa, come qualsiasi posto di Padova. Certo, perfetto. Messaggio, andiamo col prossimo. Buonasera sindaco, 2 temi su via Castelfidardo, stiamo parlando della Sacra Famiglia. Marciapiedi molto dissestati, mal utilizzabili da anziani e disabili, cassonetti, rifiuti stradali con molti rifiuti all'esterno e quindi degrado e sporcizia. Quando il quartiere passerà finalmente alla raccolta porta a porta responsabilizzando i singoli? Per quanto riguarda i marciapiedi, come ho detto prima, sono stati investiti nel famoso tesoretto 39 milioni di euro, gran parte per i lavori pubblici, vuol dire illuminazione, asfalto e marciapiede.
Per quanto riguarda il porta a porta non è ancora previsto, assolutamente, stiamo completando la cella e stiamo anche tirando le conclusioni quanto piace alla gente. Sicuramente bisogna essere responsabili sotto l'aspetto ambiente, ecologia, però ci sono da fare anche altre considerazioni. Dove abbiamo avuto problemi col porta a porta? Dove ci sono condomini vecchi che non hanno spazi, per cui stiamo ragionando in questo senso anche per vedere i problemi che abbiamo avuto su condomini vecchi della cella, vecchi come vetustà, anziani, dove non c'è spazio, che abbiamo dovuto occupare spazi nel condominio, ovviamente con grande disappunto dei cittadini. Stiamo verificando il tutto, per cui per ora non è previsto però. Denis, abbiamo altri messaggi? Sì, abbiamo un ultimo messaggio di questo blocco. Cortesemente, se possibile, chiedere al sindaco cosa ne pensa delle pattuglie perennemente presenti alla stazione di Padova a controllare tossici e bivaccamenti che rendono la vita impossibile a chi ha bisogno della stazione o dei mezzi pubblici. Cosa ne penso delle pattuglie? Ma non riesco a capire nemmeno io questa domanda a Denis. Cosa chiede praticamente? Se il sindaco mette le pattuglie... E no, dunque, ci sono già. Ci sono già? Dicono che sono perennemente presenti e chiede al sindaco insomma cosa ne pensa di questa cosa qui. Che andranno bene, presumo. Cioè, non riesco a capire questa domanda. Chiedo scusa il sindaco se l'ha capita lei, io non riesco a capire bene. La stazione è controllata, nel senso se c'è l'esercito che controlla, più sono pattuglie dei polizie locali, più sono carabinieri. Non riesco a capire il disturbo, davvero, forse era, non ho capito. Era scritto un po' non in maniera corretta, presumo di aver intuito. Telefonata, sentiamo che abbiamo in linea. Pronto, buonasera, con chi parliamo, da dove? Pronto? Pronto? Sì, pronto, sono Roberta. Da dove chiama signora Roberta? Da Padova. Sì, che zona? Praticamente nella zona di San Camillo. Prego. Il sindaco Giordani mi conosce molto bene perché ci siamo visti anche, ci siamo incontrati anche in Prato della Valle a viso a viso. Io le volevo chiedere due cose, sindaco. Allora, prima di tutto, più che due cose, sono più di due cose. Allora, prima di tutto i marciapiedi di via Gattamelata, che sono disastrati. C'è la scarsa illuminazione e addirittura ci sono dei lampioni che sono da mesi che ancora non funzionano, ci troviamo al buio. Seconda cosa, le volevo chiedere se i passaggi pedonali possono essere un attimo sistemati, perché ormai le strisce pedonali si vedono poco, come le piste ciclabili. E poi la rotatoria che c'è all'altezza della chiesa di San Camillo in via Scarpeone è stata fatta, sì, quella rotatoria, però non è una rotatoria ben evidente. Io dico, non so, è anche un po' pericolosa perché la gente a volte ti dà la precedenza e non si riesce bene a capire. Si dovrebbe un attimo rimarcare un po' di più quella rotatoria lì, come quella di via Scarpeone, che incrocia con via Barocci, che poi prendi la via di via Barocci. Terza cosa, signor sindaco, allora lei mi aveva fatto una promessa quando ci siamo visti. Si parla del famoso planetario all'ex macello di via Cornaro. Allora c'è il porticato sotto, quello che accede al parco, che sarà più di un mese che è completamente al buio, ok? Non ci sono più le luci. Non so se lì sono stati tagliati i fili perché non c'è corrente, non so se è di fare un attimo vedere una manutenzione, qualcosa, perché mi sembra che anche lì dove fanno gli eventi, anche io che vado di sera, che entro perché ho la colonia felina e lei lo sa benissimo, le ho chiesto anche il discorso delle chiavi per poter accedere all'interno. È possibile di averle. Lei mi aveva detto abbi pazienza signora Roberta che faremo tutto e terrò presente anche di questo. Signora Roberta, è stata chiara, sì. È stata chiara. Sindaco, le chiedo No, ma le volevo dire l'ultima cosa. Perché non siamo in chiusura, signora Roberta ha fatto un panorama di quella zona lì. Mi fa piacere, però siamo in chiusura della trasmissione, le chiedo bene, casomai chiami la settimana prossima. Va bene, comunque il sindaco sa queste cose. So tutto. Ecco. Perfetto, sindaco, se sa può rispondere rapidamente, sindaco. No, quello della signora che gestisce la colonia felina lo so perfettamente. Sto attivando per capire un'area che sta chiusa perché c'era pericolo di cedimenti, per cui sta chiusa. C'è una colonia felina all'interno
Marciapiedi di via Gattamelata? Marciapiedi di via Gattamelata, lo so. La rotonda? So tutto, queste cose qua, siamo un po' alla Sì, volta. ma si potranno risolvere, chiedere al signor Roberta? Allora, città grandina, Sì, sì, è per vero, cui ma si non è potrà- facile sistemare tutto. Però se gliel'ha promesso- devo dire che adesso ovviamente sindaco, ogni guarda, città. ho una telefonata ancora, si risponde rapidamente, poi... Ma voglio rispondere rapidamente. No, perché siamo in chiusura. solo per sentiamo la questo. telefonata. Sentiamo la telefonata. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Mi sente? Le sento bene, con chi parliamo e da dove? Da Mirko Cortivato. Da dove chiama? Io abito a Camponogara, però la mamma purtroppo che abita a Torre di Ponte di Brenta. Ecco, se è rapido perché siamo in chiusura, prego. Sì, niente, volevo chiedere come mai che a Torre di Ponte di Brenta, in via Formaggi soprattutto, non c'è la pista ciclabile, non c'è la fermata con pensilina di invalidità, purtroppo la mamma che è invalida vede pochissimo, io la devo accompagnare, ha bisogno di camminare purtroppo, però via Formaggi da Ponte di Brenta a Torre centro non c'è una pista ciclabile, tanti anni che è progettata, ma non è mai stata realizzata. Hanno costruito a Padova nuove zone residenziali con piste ciclabili, con tutti i servizi, però a Torre, che è una località molto antica e vecchia, non è mai stata realizzata la pista ciclabile. Vorrei sapere dal sindaco come mai. È stato chiaro, grazie della telefonata. La risposta Prego. è facile, bisogna avere risorse economiche, che ovviamente per i cittadini è difficile comprendere la logica, perché a casa mia non viene fatto, perché a casa sua viene fatto. È un po' complicata la faccenda. Noi abbiamo un bilancio pubblico, ovviamente gestiamo al meglio le risorse della comunità. Sarebbe bello poter fare qualsiasi cosa, però ci scontriamo sempre con la necessità di risorse. E ripeto, marciapiedi e piste ciclabili sono sempre a nostra attenzione. Asfalti lo stesso, cioè, in continuazione vengono fatti. Quando c'è una zona nuova si obbliga, tra virgolette, a farli sì che chi fa le nuove realizzazioni fa anche piste ciclabili. Certo. Nel passato non sono stato Ok, fatti. le faccio l'ultima domanda in chiusura, devo farla prima, però le telefonate e i messaggi non me l'hanno permesso. Sono arrivati molti soldi, li ha stanziati un po' per tutti, come mai anche per le parrocchie? Perché quando è finito il lockdown ho girato moltissime sagre parrocchiali, mi piace molto, perché ho un'unica maniera per avere contatto con i cittadini, capire le necessità. E molti parroci dicevano sono in difficoltà per fare questo, in difficoltà per lo sport, per cui ho capito che sarà un grosso problema. Le parrocchie sono un centro sociale decisamente importante per quanto riguarda lo sport, per quanto riguarda il sociale, per quanto riguarda l'educazione. Per cui assieme al vescovo, nostro vescovo, Don Claudio, abbiamo destinato delle risorse per aiutare le parrocchie che sono in difficoltà, perché svolgono veramente un servizio sotto l'aspetto sociale importantissimo. Penso che ognuno di noi sia stato, ma anche con la sua età, in parrocchia a giocare a calcio, in oratorio e via, per cui una cosa Rispetto a importante. lei ero che bravo, le dico Prego? già. Ero che bravo a giocare. Non credo, con il peso che ha non credo. Sto scherzando ovviamente. Siamo in chiusura, Sindaco, grazie davvero, Grazie perché a voi. abbiamo davvero esaurito il tempo. Ci sono ancora messaggi, li passeremo la prossima settimana, però ricordo l'email durante la settimana, eccola qui, i numeri li avete visto, l'email è il sindaco risponde @gruppotv7.com, potete mandarli durante la settimana, poi noi le proporremo ovviamente al sindaco quando viene a trovarci martedì prossimo e sicuramente il sindaco vi darà una risposta. Grazie davvero. Grazie sindaco. Grazie a voi, grazie alla domanda che avete fatto. E continuate a seguire la programmazione di TV7 con il nostro telegiornale e Reporter. Buona serata.